Una buona giornata, bentrovati dalla redazione di 7 in punto. Questa mattina abbiamo il piacere di chiacchierare con Gianfranco Refosco, segretario generale di CISL Veneto. Benvenuto. Buongiorno anche ai telespettatori. Accompagnato in questo caso da Francesco Peron, ricercatore della Fondazione Corazzin. Questo perché la CISL del Veneto ha voluto commissionare una ricerca particolare che naturalmente riguarda il lavoro, però focalizzato sui giovani. Allora partiamo da questo, che cosa avete voluto fare? Abbiamo voluto mettere al centro dell'attenzione proprio all'inizio di quest'anno la tematica del lavoro e dei giovani. Perché stiamo andando verso uno spopolamento demografico, perché molte imprese hanno bisogno di energie nuove e perché abbiamo una continua fuoriuscita di giovani dal nostro territorio per andare in altre regioni o in altri paesi per lavorare, e quindi ci siamo interrogati su come è evoluto il mercato del lavoro per quello che riguarda gli under 30 in Veneto negli ultimi 10 anni. Ecco, una ricerca, chiediamo subito a Francesco Peron, diciamo che si è articolata in che modo? Naturalmente spiegato a noi che non siamo dei tecnici. Beh, sicuramente ha avuto anche una visione particolare, nel senso che giustamente si diceva all'inizio è una ricerca concentrata sul tema del lavoro, però non solo sul tema del lavoro, perché in maniera molto diretta c'è un altro grande tema, quello che diceva il segretario all'inizio, cioè il tema demografico, nel senso che prima di parlare di chi sono e che lavori fanno, forse è il caso di fare una grande domanda che è: ma quanti sono i giovani? E quindi il tema dello spopolamento, che è evidente, molto presente e soprattutto molto rapido nella sua evoluzione. Che cosa è saltato agli occhi? Nel senso che appunto se lei dice che è così evidente, evidentemente è ci sono dei evidente dati. la velocità, nel senso che noi abbiamo preso una serie storica relativamente lunga, nel senso che siamo partiti da cercare di capire quanti erano nel 1992, quanti sono oggi e grazie ai dati Istat anche quanti saranno tra 20 anni, cioè nel 2042. E la diminuzione è importante, veramente importante. Si passava da un 38% circa del totale della popolazione 30 anni fa, nel 92, a un 27% per poi scendere nuovamente al 24% tra 20 anni. Ora, sappiamo bene quanto velocemente passano 20 anni fa. 20 anni fa eravamo nel 2002, sembra ieri. Fra 20 anni saremo nel 2042 e questo trend continuerà in maniera evidente. Ecco, tra l'altro per giovani chi si intende? Perché nel nostro paese è sempre un arco temporale. La ricerca si è concentrata sulla popolazione under 30 per quello che riguarda gli aspetti demografici. Quindi under 30 a partire dai diciottenni? Allora, i dati demografici sono su tutta la popolazione under 30, mentre i dati sul lavoro dai 18 ai 30 anni, quindi diciamo dall'ingresso nell'età lavorativa fino al compimento dei 30 anni. Ma quindi voi come fate? Cioè, voglio dire, da che cosa si parte per capire? Si parte ovviamente, allora c'è un'idea in comune, c'è un gruppo di lavoro importante, nel senso che si decide la tematica con la segreteria, dopodiché si cercano di indagare sempre di più quali sono i temi e a mano che vediamo i dati ne discutiamo e cerchiamo di trarre le conclusioni che ci sembrano più corrette. I dati ovviamente provengono da dei database aperti che sono consultabili da tutti, dopodiché noi facciamo la parte di elaborazione e cerchiamo di avere un indirizzo e quindi poi delle conclusioni su quello che è il fenomeno. In questo caso era particolarmente evidente e quindi se ne poteva parlare in maniera molto, molto facile perché i dati erano assolutamente trasparenti. E ve lo aspettavate in qualche modo? Oppure anche peggio magari di quello che... Per quello che riguarda l'evoluzione o l'involuzione demografica, è sotto gli occhi di tutti il fatto che siamo una popolazione, quella veneta, che invecchia e che la quota di giovani è sempre più bassa, no? Poche nascite, un aumento dell'aspettativa di vita portano a una popolazione mediamente più adulta. Certo che sapere che nel giro di una trentina d'anni si cala del 20% il numero di giovani presenti rispetto al totale della popolazione fa impressione. Siamo una società che sta cambiando la sua configurazione.
Con tutto immagino, no, che nei conti fatti di quest'ultima ricerca ci saranno anche figli di immigrati, insomma di seconda, terza generazione, no? Quindi non ci siamo solo noi, quindi forse il dato scorporato probabilmente potrebbe essere... Tra l'altro, scusi se la interrompo, Sì. ma una riflessione molto interessante è il fatto che, per esempio, abbiamo avuto un forte calo dal 1992 al 2002, ma poi una stabilizzazione dal 2002-2012, dove c'erano i primi grandi flussi sostanzialmente di ingressi, per poi avere, nel momento in cui si sono stabilizzati i flussi di migrazione, vedere che nuovamente si tornava a scendere, come a dire che la popolazione giovane italiana, ma in generale la popolazione italiana, tende a diminuire in maniera importante nel momento in cui si stabilizzano anche i flussi Cioè di le brutte migrazione. abitudini, diciamo, sono contagiose, nel senso che probabilmente anche chi vive stabilmente qui, diciamo, e diventa in qualche modo italiano, Sì, forse ritrovando le stesse difficoltà magari a livello di società, insomma, di possibilità, probabilmente quello non da fa una figli. parte, e dall'altra comunque la velocità con cui solo la popolazione italiana tende a diminuire come numero e a invecchiare e a fare meno figli è più veloce rispetto a quello del tema delle migrazioni in alcuni punti sicuramente. Ecco, poi passando invece dalla questione demografica alla questione del lavoro, che cosa... Sì, lì abbiamo cercato di concentrarci non su quello che cambia da un anno all'altro, ma qual è l'evoluzione del mercato del lavoro negli ultimi 10 anni, per capire se questo crescente bisogno di giovani porta anche a una diversa valorizzazione anche dal punto di vista dei contratti di lavoro. Qui siamo partiti dai dati di Veneto Lavoro. E quello che emerge dalla ricerca è sostanzialmente che in questi 10 anni non è cambiato niente nelle forme di avvicinamento al lavoro dei giovani. Purtroppo sì, perché nel frattempo, questa era una delle cose che abbiamo chiesto alla Fondazione di indagare, nel 2016 c'è stata la riforma dell'apprendistato che ha reso molto più agibili e più semplici anche l'utilizzo dell'apprendistato duale, quindi quello per il diploma e quello per la ricerca e l'alta formazione. Ci sono stati accordi regionali con la regione, con le parti datoriali e sindacali che hanno stabilito le modalità di incentivazione anche dell'apprendistato. Ci sono stati anche accordi settoriali, penso in Veneto all'accordo che ha riguardato tutto il comparto artigiano, che avevano l'obiettivo, oltre agli importanti finanziamenti europei e anche adesso del PNRR, di far crescere l'apprendistato, soprattutto quello duale. Però il risultato è che la quota di apprendisti che c'era nel 2013 è più o meno la stessa rispetto al totale delle assunzioni che c'è nel 2023. Ma e perché? Perché questo è un elemento da approfondire, perché non c'è più, diciamo, come c'era 10 anni fa, un alibi dovuto alla complessità della normativa, che è stata semplificata. Non c'è più un alibi legato all'onerosità per le aziende, perché anche questa è stata ridotta. Ci sono tutti gli strumenti per farlo decollare l'apprendistato, però non decolla e quindi qui serve davvero rifare il punto anche insieme con le imprese, con le associazioni datoriali, per capire cosa serve per farlo partire. Perché poi non siamo arrivati a un punto in cui le imprese più o meno grandi o più o meno piccole sono in crisi perché non trovano lavoratori. Leggevo, mi pare l'altro giorno proprio che per esempio LinkedIn banalmente, che è il portale insomma dell'offerta e della domanda di lavoro, ha rovesciato la prospettiva. Adesso cioè prima uno si offriva, adesso diventa... Sono le imprese che fanno recruiting su LinkedIn, è così. È così, noi continuiamo a ritenere come organizzazione sindacale che l'assunzione con i contratti di apprendistato sia la via maestra per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e quindi vedere che questo strumento non prende piede... La via maestra perché? Se riusciamo a spiegarlo. Per almeno due motivi. Il primo è che è un contratto che mette insieme il lavoro e la formazione e quindi dà gli strumenti sia al lavoratore e alla lavoratrice ma anche all'impresa di inserire pienamente la persona rispetto alle proprie esigenze anche produttive e professionali. Il secondo motivo per cui è importante è perché è un contratto a tempo indeterminato, quindi è un'assunzione che ha i presupposti della stabilità.
e quindi insomma dà garanzie anche a E livello quindi noi lo preferiamo rispetto ai contratti a tempo determinato, agli inserimenti con la somministrazione, rispetto a contratti atipici che danno un messaggio ai giovani di non voler davvero investire sul futuro insieme. Immagino poi ci sarà anche una componente emotiva, no? Di questi ragazzi che da un lato, insomma, noi diciamo continuamente che nessuno vuole accettare offerte di lavoro di tutti i tipi e dall'altro magari si vedono offrire dei contratti sì, non all'altezza o che li fanno comunque, cioè non li fanno decidere di lavorare per alcune aziende. Sì, paradossalmente probabilmente tornerei al tema demografico, nel senso che il fatto di essere meno li rende anche per certi versi più liberi ricercati. esatto, diventano anche più ricercati. Quindi si parte di nuovo da un tema che potrebbe non sembrare parlare di lavoro, che è la demografia, per poi vediamo arrivare a questo punto. Probabilmente è anche un momento storico particolare in cui questa scarsità, mettiamola così, li rende molto più appetibili, li rende più liberi di scegliere, fare questa Al di scelta. là del fatto che magari non viene offerto insomma, l'assunzione a tempo indeterminato, quanto vengono pagati questi giovani? Sì, questo non è stato oggetto dell'indagine perché è anche un dato difficilmente raggiungibile, Certo. quello delle retribuzioni Però avrete insomma per fascia diciamo d'età. Qui sarebbe interessante confrontarsi con l'INPS, che è l'unico che ha un po' una dimensione anche delle retribuzioni, però secondo me non è neanche tanto un problema di retribuzione, perché effettivamente le imprese, nonostante l'apprendistato preveda una riduzione diciamo del salario all'ingresso, che poi si parifica a quella contrattuale con il tempo, nonostante questo siamo a conoscenza di molti imprenditori che, trovando la persona giusta, vanno oltre a quelli che sono i limiti contrattuali. Quindi la questione non è probabilmente nemmeno solo questa. Probabilmente c'è un problema di informazione delle imprese, che magari alcuni strumenti non li conoscono, oppure c'è una scelta diversa di giovani che preferiscono altre strade. Uno dei dati degli ultimi anni in inversione di tendenza è l'aumento dell'emigrazione, soprattutto dei giovani. Ma e chi sono i giovani che se ne vanno anche, diciamo, in altre regioni o proprio all'estero? Sicuramente c'è un aumento della mobilità in generale, data anche dal fatto che comunque per certi versi rispetto a 20 anni o 30 anni fa è anche più facile muoversi tra paesi, quindi quello sicuramente è una questione. Era uno dei temi che volevamo approfondire anche questo, a seguire queste ricerche, perché sono ricerche comunque dinamiche, non è che chiusa questa non si parla più. Abbiamo fatto delle prime stime, delle prime conclusioni, adesso andremo a farne altre, e il tema del movimento tra regioni, tra paesi era sicuramente interessante. Un altro tema che invece abbiamo avuto modo di approfondire era sicuramente la presenza dei giovani per alcune tipologie di settori, cioè ci sono alcuni settori che assorbono di più giovani piuttosto che ad altri che possiamo definire settori tra virgolette giovani. E quali sono? Tipicamente il commercio, tipicamente il turismo, la ristorazione, tutti settori che anche molto spesso si sente dire che fanno magari fatica a trovare queste figure professionali. Quindi, oppure un altro settore molto interessante che era piccolo, però usava moltissimo i giovani, praticamente un assunto su due era giovani, era il settore dell'intrattenimento, tutto quello che ha a che fare con intrattenimento in senso molto lato. Quindi sicuramente ci sono dei settori dove si può mettersi a tavolino e fare dei ragionamenti importanti, perché sappiamo comunque dove poter andare a mirare attraverso sempre i numeri e la ricerca. Perché invece torno al discorso dell'estero? Perché sarebbe interessante anche capire perché vanno all'estero. Cioè, appunto, è una questione che vengono pagati meglio, non so, ci sono magari situazioni migliori dal punto di vista di quello che ti offre proprio vivere in un altro paese, anche non so, volendo un giovane poi immaginerà un futuro e quindi servizi. Io penso che ci sia anche un cambiamento culturale. Evidentemente il
il fatto di avere uno spazio comune europeo ormai è entrato nella cultura di tutti, il fatto di non avere le frontiere, molto spesso di avere la stessa moneta, è molto più semplice oggi rispetto a 20 anni fa o anche poco meno, dire faccio un'esperienza di studio o di lavoro all'estero. È un'esperienza che magari una volta era un'esperienza d'élite, che pochi potevano permettersi, oggi invece diventa un'esperienza abbastanza comune. E io penso anche che questo possa essere positivo per il nostro territorio, cioè avere delle persone giovani con competenze che si sperimentano anche in altri territori dell'Europa o altri territori del mondo, sicuramente ci aiuta un po' a superare il nostro provincialismo. Il problema è che non tornano, questo è il problema. E allo stesso modo vuol dire che stanno meglio se non tornano. Esatto, quindi probabilmente uno fa anche una scelta per fare un'esperienza diversa, però è chiaro che se poi lì trova condizioni che invece tornando a casa non troverebbe, si ferma. No? Tant'è vero che molti dei nostri giovani che fanno esperienze all'estero, sono molto pochi invece i ragazzi e le ragazze di altri paesi che scelgono di venire bisogna vedere quanti vengono qui. Quindi c'è un problema di attrattività. O magari se vengono poi loro sì che tornano. Oppure tornano. Ecco, per cui c'è questa domanda che bisogna farsi tenendo presente che altre, adesso cito 2 regioni, la Lombardia e l'Emilia Romagna, hanno invece un saldo fra entrate e uscite di giovani che è un saldo positivo. Quindi sono territori che probabilmente da cui si va via comunque per fare esperienze, ma che sono anche attrattivi. Quindi diciamo che c'è una bilancia per cui magari vanno via un tot di italiani, ma entrano, perché anche quello poi servirebbe ad arricchire il nostro, la nostra cultura, no? Anche da quel punto di vista. Vedo che ci sono delle forti differenze tra le province. In che senso? Beh, tipicamente, torniamo di nuovo a parlare di demografia, ma tipicamente ci sono le 2 province, quelle di Belluno e Rovigo, che tendenzialmente sono più anziane e quindi dall'altra parte hanno meno giovani. Abbiamo notato questa tendenza ad avere un po' meno giovani anche sul territorio di Venezia, anche questo era molto interessante, e soprattutto ovviamente dove adesso ci sono meno giovani, le stime per il futuro, quel famoso 2042 di cui parlavamo all'inizio, parlano di una riduzione ancora più importante proprio in quei territori, una specie di cane che si mangia la coda, per cui dove ci sono persone più anziane si fanno meno, dove ci sono territori più anziani si tende a fare meno figli, e questo problema si moltiplica poi in futuro. Quindi questi sono sicuramente dei territori su cui bisogna un attimo fare delle riflessioni, perché ovviamente meno giovani poi significa meno persone che potenzialmente possono entrare nel mercato del lavoro, con tutto quello che ne consegue, insomma. Ma rispetto alla formazione, rispetto diciamo, cioè si intuisce o almeno qualcosa, cioè nell'incontro tra domanda e offerta, no? Spesso le aziende o anche insomma chi si candida si deve in qualche modo accontentare, adattare, oppure insomma c'è più match, non so come dire, cioè io cerco magari qualcuno che sia bravo, non so, sia un bravo chef, però magari non ne trovo e quindi prendo qualcun altro che non è proprio, adesso è un esempio, sono quello dello chef. Cioè, la diciamo specializzazione è aumentata rispetto a... Ma noi abbiamo un sistema di formazione professionale che è molto collegato col mondo delle imprese in Veneto, e questo è il frutto di un percorso lungo, durato decenni, di radicamento forte delle scuole di formazione professionale. Oggi c'è un problema, ci sono 2 problemi. C'è uno, quello della difficoltà di avere nuove competenze che derivano anche dai cambiamenti degli assetti organizzativi e produttivi delle imprese. Da questo punto di vista sarà importante far crescere gli ITS, che sono ancora un po' delle scuole di nicchia, ma che invece dovranno diventare il luogo dove si costruisce un pezzo di gruppo dirigente anche delle imprese del nostro territorio. Quindi c'è da farlo crescere questo sistema. Diciamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investe molto sugli ITS, quindi anche perché l'ITS a me viene sempre da pensare, perché cioè, è come se fosse partito male, nel senso comunicato anche male, poco conosciuto rispetto alle... Sicuramente poco conosciuto. Perché voglio dire, io parlando in giro, insomma, parlo con persone più o meno cioè, come me, quindi insomma, mediamente con una cultura diciamo media, ma non c'è nemmeno tra persone... Non c'è.
anche perché la scelta di molte famiglie per i figli dopo la maturità cerca di indirizzarli più verso l'università. L'ITS è un percorso parallelo che può anche poi diventare percorso universitario, però sembra una scelta di serie B. E quindi perché viene è stato meno comunicato valutata. secondo me male dall'inizio. Esatto. E poi c'è un altro aspetto che diciamo questa riforma, anche se imperfetta, per noi sicuramente da modificare, quella del 4+2, è comunque il tentativo di dare il 4+2 è questa nuova formula di questa riforma fatta dall'attuale governo, che stabilisce un percorso scolastico superiore di 4 anni che permettono poi di accedere ai 2 anni dell'ITS. È una riforma che secondo noi ha una serie di problemi che devono essere rivisti. È stata fatta con troppa fretta per partire subito, però in realtà risponde a un'esigenza vera, che è accorciare i tempi anche? No. Accorciare i tempi, diciamo che questo è una riflessione che bisogna fare su tutta la scuola italiana, perché negli altri paesi europei gli anni che portano alla maturità sono uno in meno rispetto a noi. È vero anche che i nostri giovani sono molto valorizzati all'estero perché abbiamo un livello di scuola anche superiore, certo, che viene riconosciuto. Quindi va fatta con molta attenzione una valutazione di questo tipo. Però oggi noi abbiamo i ragazzi, quelli che scelgono le scuole di formazione professionale, che in realtà sono quelle che li inseriscono anche più velocemente nel mondo del lavoro, che fanno la qualifica al 3° anno, al 4° anno, e poi rischiano di fermarsi lì e di non avere accesso agli ITS. Quindi qui c'è un tema di continuazione di questa filiera professionale che permetta di arrivare alla... Raccontiamo in un minuto che cosa sono gli ITS, che così almeno facciamo un po' di comunicazione. Sì, allora gli istituti tecnici superiori e tecnologici superiori... ai quali si accede appunto dopo la maturità. Esatto, che si accede dopo la maturità, sono da percorsi... non confondere con istituti tecnici, diciamo quelli... Esatto, quelli diciamo per raggiungere il diploma. Questi sono post-diploma, sono percorsi biennali che mettono insieme l'attività formativa, diciamo di alto livello, con l'attività pratica in azienda, per cui una gran parte del percorso degli ITS i ragazzi li fanno alternando la formazione dentro il posto di lavoro e la formazione diciamo scolastica. E ci sono vari, diciamo, ci sono settori. molte discipline presenti anche in Veneto, riflettono, diciamo, le caratteristiche del nostro territorio, perché sono più industriali nelle province di Vicenza ed è come se fosse più veloce l'accesso poi al mondo del lavoro. Diciamo che oggi i ragazzi che escono dall'ITS, anche per il fatto di svolgere gran parte della loro attività formativa dentro l'azienda, molto spesso l'azienda poi li tiene. Siamo vicini al 96% di ricollocati al termine del percorso biennale. Ecco, uno degli elementi su cui noi spingiamo è che questo percorso di alternanza scuola-lavoro negli ITS potrebbe essere fatto con l'apprendistato di alta formazione, cosa che poche aziende conoscono, però è chiaro che per questi ragazzi sapere che iniziando l'ITS hanno anche un contratto di lavoro con il quale svolgono attività formativa e poi attività lavorativa diventa un elemento ulteriormente attrattivo, perché poi alla fine dell'ITS sfocia in un contratto di lavoro vero e proprio. E questo liceo del Made in Italy che leggevo che arranca perché insomma forse non partirà, ci sono anche poche iscrizioni, non so se è una questione di comunicazione anche quello. Ma io con una battuta dico che questa è un po' una sconfitta della formazione tecnica. Perché per rendere più attrattiva la formazione tecnica la trasformiamo in liceo. Quindi insomma è già la risposta, diciamo, esatto, a quello che abbiamo detto anche prima. Anche questa è una riforma che si è voluto far partire con molta fretta, che avrebbe avuto bisogno di un maggior confronto anche con le rappresentanze sindacali e che noi pensiamo debba essere ricalibrata per essere effettivamente utile a attrarre giovani ragazze e ragazzi verso l'istruzione tecnica. Io, ho 2 figli di 14 anni ai quali dico: se studiate comunque lavorerete, nel senso che mi sembra che da qui a, insomma, probabilmente 5, forse anche un po' di più, 10 anni, questa fame anche di lavoratori più che di lavoro possa essere colmata se è indirizzata appunto a un qualsiasi tipo di formazione probabilmente. Allora, la lettura del mercato del lavoro in Veneto oggi
è che noi abbiamo le imprese manifatturiere che sono alla ricerca di personale tecnico qualificato, un po' in tutti i settori, anche settori che in passato erano più in difficoltà come la moda, il legno, arredo, anche adesso stanno cercando personale anche in questi settori. Il settore del terziario, del turismo, del commercio è alla ricerca di figure professionali. Qui sono modalità lavorative che magari richiedono più flessibilità, pensiamo al turismo, no? È difficile garantire un percorso di contratti stabili e continuativi, però molte persone cercano anche questo tipo di esperienza e anche qui c'è bisogno di far crescere il sistema anche con innovazioni dal punto di vista delle competenze e anche del funzionamento del sistema. Se mi sposto nella pubblica amministrazione, a partire dalla sanità, dal sistema sociosanitario, le amministrazioni locali, sono tutti enti che sono sotto organico, anche per scelta del passato. Ci sono anche concorsi che, voglio dire, devono essere Ci sono concorsi che, se io vado a vedere i concorsi fatti dall'INPS negli ultimi anni, sono concorsi che probabilmente perché mettevano paletti troppo alti dal punto di vista delle competenze di partenza, perché probabilmente per fare il funzionario operativo dell'INPS non serve avere la laurea e un master. Certo. Forse basta un diploma, però che hanno visto pochissima partecipazione di candidate e Tant'è vero che ci sono veneti. anche graduatorie molto più lunghe, perché sennò non si sa... Sì, poi noi abbiamo un fenomeno che vale un po' per tutto il pubblico impiego di persone che abbiamo pochi candidati e poche candidate veneti, perché probabilmente il mercato del lavoro offre anche alternative migliori. Certo. Arrivano molte persone da altre regioni che poi naturalmente non appena hanno la possibilità chiedono il trasferimento e quindi noi ci troviamo sguarniti. Questo vale per la sanità, vale per la pubblica amministrazione, vale per gli enti come appunto l'INPS e altri enti pubblici. Per cui quello che mi viene da dire è che mai come adesso per un giovane che ha un progetto professionale in testa vale la pena investire nella formazione in alta qualificazione, perché gli spazi di collocazione poi ci sono. Speriamo ci siano anche tra 10 anni. Comunque, tra l'altro tutti i progetti del PNRR hanno, non a caso, voglio dire, hanno generato una specie di crisi, perché comunque non ci sono abbastanza chi progetta, i tecnici, eccetera. Noi siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti, volevo chiederle adesso come proseguirà questa ricerca, che cosa insomma indagherete e magari come coinvolgerete anche i diretti interessati, in questo caso anche proprio... Ovviamente, come dicevamo, è tutto molto work in progress, nel senso che nel momento in cui si inizia ad indagare un fenomeno si scoprono le tendenze, si scopre poi solo quando si hanno i numeri in mano si riesce ad avere una visione d'insieme. Adesso l'idea sarà sicuramente quella di approfondire ulteriormente quali sono le tipologie di lavori che possono risultare più attrattivi e poi anche passare probabilmente anche in una seconda fase, che è quella di capire la formazione, in che direzione deve andare, formazione che deve essere, ricollegandoci al tema di prima, continua anche nel momento in cui si entra nel lavoro. Mai come adesso, si dice da sempre, ma mai come adesso effettivamente il mondo del lavoro è in grandissima trasformazione e le aziende per prime devono puntare sulla formazione per poter rimanere al passo con i competitor. Certo, una questione interessante sarebbe anche quella del welfare, no? Che è così, non compare molto nelle nostre aziende, ma noi non abbiamo più tempo, quindi magari ne parliamo un'altra volta. Grazie naturalmente a Gianfranco Refosco, segretario generale di CISL Veneto, grazie e grazie anche a Francesco Peronna, ricercatore della Fondazione Grazie Corazzin. Grazie a voi per averci seguito, noi poi torniamo naturalmente come sempre anche con gli appuntamenti dedicati alla più stretta attualità con le nostre edizioni. Voi rimanete come sempre, se potete, su 7 Gold. Una buona giornata, a più tardi.